Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Amiche e amici, ben trovati, un nuovo appuntamento di Pesce in Tavola. Cosa ci sono le mosche da raccattare? Sì, che era una mosca che mi dava fastidio. Vai. Va bene. Allora, oggi raccontiamo un'altra ricetta, sempre preparata al ristorante Nuovo Inizio in via Conicchio 45 a Brescia. Sono le penne alla salmone. Pesce anche oggi. Ingredienti. La panna marchi, ingredienti. Filetti di salmone affumicato, ovviamente. Panna da cucina, polvere di dado, olio extravergine di oliva, salsa di pomodoro. Che schifo. No, sei stupendo. Lo so. Lo so, furbo. Salsa di pomodoro e ovviamente delle penne di grano duro. Allora, il procedimento è abbastanza semplice, non per tutti, per te no. Di sicuro, no. Allora, gonde ciapà, il nostro salmone, una casseruola. Chi invece non apprezza il salmone, preferisce, potrebbe aggiungere, cambiare un qualcosa. E il Bertagny, penne al salmone e con col Bertagny. Cioè? È il Bertagny, se mio cosa è il Bertagny. Ma che bontà! E che caspita, il Bertagny. Come ti chiami, scusa? Martina, tu quanti anni hai, Martina? 20. E che fai nella vita? Studio, faccio l'università qua dietro l'angolo. Senti, e magari pure in università ti avranno spiegato che cos'è il Bertagny. Io non lo so, mi puoi aiutare? Che è sto Bertagny? Ah, non lo so, sarà una persona? Il Bertagny c'è un nome proprio, che è piccolo, come Berto, ma Bertagny piccoletto. È piccolino. Ah, quindi tu magari se un giorno avrai un figlio potresti chiamarlo Bertagny. Bertagny, vieni qua, dai, fa il bravo. Oh, contenta tu, sarà contento pure lui, non credo. Lo prenderanno un po' in giro a scuola, però dai, è sempre un nome. Penso che sia il nome proprio di una persona, vabbè. Oh, Federica, vienici in soccorso, basta con queste parole difficili. Noi Bertagny non sappiamo cosa sia, vero? Vero. Oh, Martì, grazie di tutto, ciao. Niente, ciao. Chissà che un giorno tu diventerai nonna. Ma perché proprio nonna? Non puoi più diventare madre. Non ci sono proprio più le possibilità. E il merluzzo. Ma devi chiamare il nipotino Bertagny. Senti, Il Bertagny, vieni qua, fa il bravo. Dai. Bertagny. Il merluzzo. Sì, dai, schirtela, Sì. dai, lo fero. Allora, i nostri filetti di salmone precedentemente tagliati con un goccio di olio extravergine di oliva in una casseruola li faremo rosolare. Una volta rosolati aggiungeremo la panna da cucina e un cucchiaio di salsa di pomodoro. Saleremo il tutto stando molto attenti perché il salmone è già molto affumicato, è già molto saporito. Salato, sì. Esatto. Cuoceremo il tutto fino a ottenere la densità desiderata. E qual è la densità desiderata? Come la tapias? Ha finito di schirtarlo. Mamma mia, cuoceremo le nostre penne in acqua salata, sempre stando attenti a salare perché è già tutto molto saporito, e una volta pronte le nostre penne salteremo nella padella tutto insieme. Con questa bella felpetta argento. Sì, argento, sobria, molto non si nota. sobria. Complimenti per la scelta, brava, e bravi voi che siete stati con noi. Alla prossima, ciao. Buon appetito!